Saluto a tutti! Oggi ci ritroviamo per il filmetto di Avestaia Lingua. Allora siamo quindi in studi Arcipelago, a Brahma Produzione in Bastia e riceviamo un amico poeta, autore, improvvisadore di Olivier Ansè. Come va Olivier? Vabbè, fammi andare. Allora, festeggiamo la lingua e abbiamo avuto l'idea di convocare per via che si da una volta si poeta e ha scritto sul libro magnifico di poesia dove si trovano più di 100, 100, 130, 134. So mica se legge. Eh, Un'ottantina di giorni, 90, no? No, ce n'è parecchia assai di più. Bon, dunque, un bello libro della madre, da leggere di sicuro. Allora, tu, Olivier, sei balanino, mi pare, no? Sono stato da Luzione, Bananino, so di Geppo Niurinculi Ah, e come tutti i Niurinchi, un lavoro a Bastore, mi piadiavano un marzulino, mica tutta fatta Valagna. Moriamo con Valagna questo qui, ma ci hanno insegnato una trentina d'anni al liceo Valagna e ci sono stato in Aregno parecchi anni, a sono Bastia, di poi anno. per un nostro più grande piacere, così ci possiamo ricevere più, di modo più facile. Ma, giusto appunto, sarà per via di soggetto univolinco che hai l'amore e odia mi rispondi, e di poesia. L'amore alla poesia, e di mi rispondi, c'è di sicuro un'eredità diciamo, familiare, posto che io sono più figlio di pastore, che nella mia famiglia un mio babbo era un gran improvisatore, faceva poesia, il suo fratello Gian Pasquino Acquavio era, beh, mica che lui sia un mio zio, ma io sono andato a lavorare di nuovo in un'antologia di poeti del mio paese, Gian Pasquino Acquavio, per da Bonilì, quello che ha scritto Ammalata, che gli cantano una villetta, e l'ha fatta a 17 anni. Dunque, e ha fatto poesie che si cantano un pagliello oggi e la gente le cantano senza sapere che le so di un motivo. C'era un motivo, e poi c'era di parte a mamma materna, bugiaravano, e la sua sorella, bon, c'era. Dunque, diciamo che chiamiamo un razzino, ma chi mi ha portato a me o più, chi mi ha avviato a me nella poesia prima è stata, c'era questa eredità così, ma in Firenio in particolare, a Santa, di un tesa sei Badiele, io è a Badiela che mi ha striato, che mi ha veramente che mi ha dato la voglia di cantare, e sono venuto per me a poesia per via di a Badiela, non so tutto. E a Badiela, come tu sai, le poesie di Abbadiela che sono le più belle trovate del nostro patrimonio poetico, che sono state scelte, che sono, è come un cruello che dico spesso, che ha tenuto ciò che si poteva fare di meglio della nostra poesia popolare. E allora odia mi rispondi, come ci sei giunto? Già mi rispondi di stesso, per me il canto, quando aggiuntevo canta quando era giovane, sempre, studente, sentia cantare Rosignolo, questi così, Charlie Orsucci, e quando mi sono messo, ho fatto una malfatta, ho risposto una volta e poi dopo è finita, è È stata finita, stata ma non ho mai più lì, capiato. da non Voilà. mercato. In tutti i casi si famoso quantunque conosciuto in questo mezzo qui. E allora io ti volevo domandare di questo libro, di rimercato di noi che hai lavorato in parecchie forme, altro che a poesia tradizionale. Come è? Beh, si fa che ha avuto un percorso di radio poetico che mi pare più o meno classico, nel senso che sono venuto alla poesia, alla diventa per il canto, dunque il primo, come si può dire, la prima cosa, il fondo diciamo, è tradizionale e naturale in questa trasmissione a bocca, è stato un percorso che poi se uno non rimarca, diciamo, parte nel senso che pure quando era studente, che aveva la possibilità di partecipare alle riviste letterarie, mi sono sempre scontato appena e volevo riproduce un modello di mantiglia, a sapere, cantare poesie nelle fiere, come li fai, come ce n'è sempre che facciano così.
E ho cominciato così, ma dopo, essendo uno studente, professore, bon, la poesia mi è sempre piaciuta, ho sempre letto assai poesia, in francese, in italiano appena, e, e, e dopo c'è a Roma, e faccio spiegarsi, nel senso che quello che è venuto alla poesia per via di un canto, o quadro è ben naturale, abbiamo bisogno appunto di un ritmo definito, di rime, dunque questa è la nostra scuola a noi, che fa che dopo abbiamo sul ritmo così, e se leggo l'Alessandrina, non abbiamo mica bisogno di contare bene, non tale ride, per sapere che li sono Alessandrine, eccetera, eccetera. Dunque la forma ha sempre fatto bene. E dopo quando ho scritto, c'è di nuovo una unità di parte, io considererei l'arte così che, nel momento dato, se lo agisce una prima produzione, e beh, c'ho da fare sobroi, c'ho da fare so gambe, come si dice in francese, e so che ho fatto sonetti, acrostici, pantumi, tutte le forme che mi piacciono assai, o più che per la forma, o più che posso dire è che io, e Gide, quando a me che dico spesso di noi, che diceva così, l'art n'est de contrainte, vie de lutte e meurt de liberté. E io ho bisogno di sto quadro, ma dopo magari non è questa, e c'è una bella figura che sia che se io dico spesso, bon, Olivier dice sempre gli stessi affari, ma sono affari che ci tengo perché è così che vedo le cose. Non so più quel che hai detto così, ma parlava di Usunetto, per me è la forma più bella che sia Usunetto. E Usunetto diceva che era come il poeta era come un pittore davanti al suo quadro e aveva la forma e c'era ampie dentro. E quando lui c'è un quadro che è definito cabunanzo, a me mi conviene di più. A te ti piace Usunetto? Usunetto di quantunque faccia parte di noi di una tradizione corsa, diremmo che l'Audori di ciò che lui chiama Jean-Guy Talamoni il primo riacquisto, si può dire che gli scriveva Usunetti ispirati dall'Italia, dalle forme che gli venivano d'Italia. Dunque ne troviamo in una letteratura corsa di queste bigagui e giungesi a noi con giusto appunto una poesia che si ispira di Lodinco. E poi c'è l'onde GB, non spesso, devo fare, io faccio i lui con Alessandrina, i sonetti, ma e il bantume di noi che hai lavorato, dunque interessante. Il bantume era mi è venuta così, avevo avuto l'idea di fare, appena come agosti che questi sono più giochi che sta a fare, giochi di questa poesia. Io piace di nuova poesia. Dunque, ora parliamo di canto e di collaborazione. Bon, hai collaborato con i pochi autori. Canterete dopo con Stefano Gasata, con quale hai collaborato assai, con quale hai cantato, ma ce n'è da altri, particolarmente Pedro Guelfucci, dunque così ci permette di rendergli torno un omaggio per via chi è sparito Bogova e chi ci lega un patrimonio cantato che è magnifico. Dunque parla già appena di questa collaborazione con Pedro, Pedro non so di fare canzoni con lui, ma tutti a diverso, è venuto a cantare poesie per via Badiella. Pedro faceva parte di gente di si badiellati, diciamo, che erano sempre presenti, che erano non tautareni, che faceva parte di quelli che trasmettevano. E tutto Pedro Guelfucci che l'era, e io pure quando era un sidillone, in Firenio cantavamo e Badiella era sempre pronta a cantare con tutti, non ha mai riusato di cantare con Nimo, e bon, ed altri, poi l'anni sono passati, siamo diventati amici e mi ha domandato le canzoni quando era sempre giovane, quando lui mi ha domandato le canzoni mi ha fatto qualcosa, perché Pedro Guelfucci per noi, per la nostra generazione, a noi rappresenta assai. E dunque di poi che abbiamo cominciato a collaborare è sempre stato vivo, è sempre anche all'ultimo disco, dunque la prima canzone che ho fatto si chiama Ancora me, e l'ho già messo a musica, dopo mi ha mandato un'altra canzone, c'è Reame che è abbastanza conosciuta, diciamo,
reame non te la stulisco. Poi l'ultimo disco che l'ha fatto mi ha domandato le canzoni, la Costina ha giocato una che io ho messo io in musica perché mi carico di gommette certe musiche e non parole di Pedro Iondo, Pedro Libertini Loredo, ci dinia perché Pedro giusto appunto anche in delle scelte di Buedi di piacere a domandare a gente quantunque diciamo che sono in terreno, mica forse intellettuali, c'erano rimasti di nuovo come l'era di semplicità e di naturale. Voilà. E per questo che mi piacevano pochissime poesie, su Pedro Santucci, Pedro Simone Agostini, questi questi, li chiamava spesso per poesie. Dunque mi faceva piacere di perché Pedro Libertini a me la sola poesia l'ha più fatto, dunque era di nuovo questo, in dello spirito di Pedro, e dopo l'altra è Soldato, una canzone che ha fatto, che ha cantato con Bogevento, ma che all'inizio era stata fatta, lei aveva l'idea di farla cantare a Pedro, e poi ha detto a cantare radio, se tu canta la voce, se li sono d'accordo quelli di Bogevento, e l'ha cantata. E Stefano è stato prima, con il quale ho collaborato a titolo di poeta, con il primo disco di Giramondo, in 94, 95, non fare così. Voilà, dunque, sono stati i primi a farmi confidenza non la canzone, poi parecchi altri artisti, anche Antonio Diosi, l'ha già fatto una canzone, Ida Magliaresi, Bidalba, Bogevento, eccetera. Ecco, allora, belle collaborazioni, e oggi abbiamo imparato quantunque una mansa da fare, allora passiamo a canto, Dunque, due canzoni, l'ora, che tu canti con Stefano Gasalta, e poi canterete una canzone interpretata da Pedro Guelfucci. Canto. Volentieri, grazie al canto. Allez. Mi piace non si stonde quando si spara di l'ora non t'aubudiare e chi a notte fiora spardiando e soare non te nostre sponde. Mi piace non si stonde d'amore apparinate e gli imbruni di ladie dolcemente sfrigiate dall'ora che si spardie non te nostre sponde. Mi piace non si stonde quando l'aria si china a nanta ucchiedo e chi l'ora sbugina uso e lo si credo nanta i nostre Non si stonde quando l'ora si gara non t'è ribellorati chi usi renovara per vivi e i morti non t'è nostre sponde non t'è nostre sponde. Sigimoni sparati venti
au canto e o t'invido da vari bomba, mari e mondi e l'orizzonte all'infinito. Chi so canti u comunu in la diasole io ritrovo e canti e ti rivolta a uvadio e ora non ho a nome e speranze nostre canto u tempo io mo se canto canto belle eterne veride silenzi amari e muti pianti e per esili e per battelli e per simari continenti canto si canto la doce l'idea un signore more quando la vene sveglia mondo audio qui un mio cuore a nome e speranze nostre canto u tempo io mo se canto canto alla bene incamminato e canto scemo l'amore fior poesia innamorato in bocca l'edera nu pastore a tua fratello lontano e cudate all'ingiustizia parole sfogo per biadio e versi fiumi l'amicizia a nome e speranze nostre canto u tempo io mo se canto u tempo io mo se canto Ecco, allora, a squadra io studio arcibella Guisa Luda, bi bregona ona vestaia a lingua sino l'otto di dicembre a sapere, ma fine, vestaia a lingua normalmente tutto l'anno, Dunque, dopo sapere la stonda i ganto, bi ma beggi e a una prossima volta.